Siamo qui con Mister Pardo, allora una gara combattutissima che si è conclusa per 4-2, ma comunque un correggio mai domo. Sì, io credo che è stato un quarto di finale di playoff con tre gare bellissime, con due squadre che volevano andare a porta, che hanno proposto un gioco bello, offensivo, con intensità, e hanno stato tre gare bella e dopo questa partita è andato male per noi, complimento al Pumas, ha fatto una bella partita, anche noi abbiamo lavorato tanto, credo che la mia squadra ha fatto un buon atteggiamento, un buon piano di partita, si è seguito e dopo il hockey alguna volta va a favore di noi, alguna volta no, e in questo caso pues, la palla non è entrato e il Pumas è stato un po' più effettivo in questa situazione e dico, sono orgoglioso della mia squadra che ha lavorato tanto tutto l'anno, sono contenti per loro e a qui pubblicamente le dico un complimento grande perché sono felice di essere stato qui questo anno. Questa è stata la mia ultima partita qui in Correggio e è stato felice e soprattutto orgoglioso della mia squadra che ha lavorato tantissimo, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, si è imparato tantissimo e la vita è così e questa volta non è andato per noi e si deve lottare per la prossima, starà più preparato. Ok, lei dove andrà il prossimo anno? Quali sono i piani? No, ancora non lo so, ma devo tornare sicuramente a casa e vediamo che succede, ma io sono stato super bene qui e sono contenti, è stata un'esperienza bellissima e vediamo il futuro che succede.